arrivas. Probabilmente anche a te sto isolamento per coronavirus ti sta facendo fare le ore molto piccole di notte. Sai, io vedevo gente, no, che mettevo tipo un post alle 4 di notte e là leggevo il mi piace, poi leggo Natalino Balascio, anche lui alle 4 di notte che pubblica qualcosa, ho detto, porca puttana. Quindi il mio solito ragionamento, cioè, non è che magari per caso l'essere umano è un animale notturno, perché se noi siamo noto, almeno no, dopo probabilmente anche soggettivo, sì, però noto che se siamo lasciati liberi di fare quello che vogliamo in termini di orari, no, che non dobbiamo andare al lavoro, eccetera eccetera, cazzo, andiamo a letto sempre più tardi e ci alziamo sempre più tardi, quindi non lo so, o è un evadere, diciamo, dalla routine della serie. Siamo abituati a alzarci presto, andare a dormire presto, e allora abbiamo voglia di una novità, di un cambiamento, no? Dell'opposto. Niente Italia, tutto sto isolamento in camper causa coronavirus, niente, mi ha fatto stancare dal camper, quindi Gotta get you on your way, gotta let it go, no more left to say. Gotta get you in the deep where the water be, baby. una pantera selvaggia. Drown you in the love. Gotta get you on your way, gotta let it go, no more left to say. Gotta get you in the deep where the water be, baby. Drown you in the love. I've been walking down the street, watching where I go, skyliners haze. Sì, esatto, mi trasferisco in tenda. Quanti bei ricordi la tenda. Questa tenda, diciamo, è un ricordo molto importante, ma anche un po' triste perché è di mia cugina che non c'è più. E questa è la seconda volta che uso questa tenda qui. La prima volta l'ho inaugurata in un bel posto nella foresta del Triglav in Slovenia. E la seconda volta con Alessia nel suo giardino. Sono due cose molto diverse, però insomma. I've been waiting on a tree like a dog gone crazy. I might think I'm gonna make it. Il bello lavanderino che lava i pennaletti per i poaretti, che sarei sempre io, della città. Ogni tanto fa qualcosa? Sì. Facciamolo lavorare, che sennò dopo si annoia. Brontola che si annoia. Bene, io direi che la mia nuova casa è a posto. Le pareti laterali anche da fare, il Te le hai soffitto. fatte tu. No, sono da pulire, io ci sono spruzzato mi hai il illuso. detersivo. E se vuoi ti sciacqua la spugna. Mi ha illuso, insomma. E no, tutto da fare. Guarda che anche le tasche. È una bella tenda. È una tenda di quelle faglie. Vedi, se sei giovane nel senso che hai magari esplorato i boschetti ma non hai ancora esplorato bene la mente umana, farai fatica a capire quando Singano dice che c'è ben poca differenza tra il dormire in tenda nella foresta del Triglav, ad esempio, piuttosto che nel giardino di Alessia. Perché? Perché è uno stato mentale, hai capito? E una volta che hai imparato a giocare con quello, veramente vedrai, ti divertirai un casino. E quella volta entrava acqua, non l'avevo ancora sigillato. Bello pulire? Sì. Oh, netta. Fatto. Adesso vengo a controllare. Devo togliergli il colore. No, adesso, Sì. adesso passo il Come dito. Alessandro, esatto, come Adesso Borghese. passo il dito. Adesso passo il dito. Passa il dito sopra qua e fa con la faccia da borghese.
Hai gli occhiali? Certo che sì. Perfetto. Neri anche, ho Allora. anche quelli grossi proprio, massicci. E tutto questo non è neanche tanto a caso, perché vedi, sto utilizzando appunto la tenda della mia cugina, no? E anche lei, no? Quando era tra noi, amava mettersi la tenda tipo in giardino, no? E star lì in giardino a leggersi i suoi libri, a fare le sue cose dentro la tenda, capisci? E magari per chi non è molto navigato nella vita e nei suoi meccanismi può pensare, no, che un'azione del genere possa essere un po' strana. In realtà è il sapersi veramente godere la vita e soprattutto il saperla guidare, perché ogni volta che noi facciamo una cosa che ci piace, soprattutto quando non rispecchia i canoni imposti dalla società, dal savoir-faire, dall'etichetta, da tutto quello che vuoi, lì, ragazzo mio, abbiamo imparato a vivere. Might think I'm in the know, I could be wrong. I need somebody who Un piccolissimo appunto senza senso. Allora, guarda, come puoi vedere abbiamo 33 gradi dentro, ok? Perché il camper è stato lasciato sotto il sole. Fuori sinceramente non so quanti gradi ci sono. Io però sono in canottiera, quindi... Il frigo. Devo dire che la roba è veramente bella, bella fredda, fredda, fredda. Anche l'amaretto che avevo messo 2 ore fa è proprio bello freddo, freddo, freddo. Vediamo, io non lo so, ho detto di questo frigo non mi fido per il caldo veneto, quando sarà ora, per il discorso dell'umidità, hai capito? Però sembra per ora che stia lavorando molto molto bene. Ah, siamo a 2 di 5, ok? Più sali nei frighi dei camper e più in teoria raffredda. Dopo stai attento perché è troppo alto, fa l'effetto contrario perché riscalda troppo la fiammella e riscalda tutto dietro e alla fine niente, va in surriscaldamento e non raffredda un cazzo. Ah, le ventole anche sono spente, ma non credo sia da accenderle. Eccolo qua il suo motorino, quello un po' a pezzi da avvitare. Tac, manuale, accese. Senti? Senti? La visione del CP da vicino, la visione dell'Alessia eschimese. Ci sono i gatti. Sentiamo i gatti. I gatti! I gatti! Maledetti gatti. take me to the river, then dump me down low. It's a long, long way to the river, my soul. A long way down on the mystery road. If I'm holding on to nothing, help me let. Bene, buonanotte Italia dalla mia nuova abitazione. Sì, ciao Italia. Ciao. Quanto bene stai in tendina? Hai raccontato all'Italia che è la seconda volta che sei venuta in tenda, eh? La prima volta nella foresta del Triglav in Slovenia. Accidenti, non si vede niente. Non si vede niente. Tutto buio pesto. Volevo inquadrare il mio bel CP, che è qua che dorme felice accanto a me. Vabbè dai, notte. Eccolo! Oh, baby, understand.